Buongiorno da Leandro Maggi, lo vedo in diretta. Qua siamo in una cornice straordinaria che è la Villa Kazan a Taglio di Po e sono con un ospite illustre, l'avvocato Luca Cantarutti. Perché siamo qua? Tu sei segretario dell'associazione Ville Venete Adige e qua siamo per presentare un libro importante che fa parte di cosa? Allora, questa sera siamo qui a Kazan perché è il primo di una serie di incontri che l'associazione Ville Venete dell'Adige ha organizzato unitamente all'Associazione Editori Veneti. Lo scopo è quello di valorizzare gli autori veneti che appunto pubblicano attraverso le nostre case editrici e valorizzare quello stupendo patrimonio che è dato dalle ville venete, in questo caso dell'Adige, sono collocate diciamo così nel bacino dell'Adige, nel Veneto occidentale. E la presentazione di libri che parlano del territorio veneto nelle ville venete, direi che penso sia un bel connubio. Le ville associate con noi sono 34 ville venete, come dicevo prima, collocate nel Veneto occidentale, più o meno nel bacino dell'Adige, dal delta del Po alla montagna veronese, passando per le province di Padova e Vicenza. Sono 34, però questo primo ciclo di incontri, perché parlo di primo ciclo, perché l'idea è quello di creare una continuità negli anni e proporre ogni stagione un ciclo di presentazione di libri. Questo primo ciclo consta di 9 appuntamenti in Ville Venete e il 10° per finire, il 15 dicembre, sarà là dove tutta la civiltà delle Ville Venete è stata ideata e pensata, ossia in Laguna. Saremo infatti a Cassagredo, che è uno dei palazzi dogali più belli che ci sono sul Canal Grande a Venezia. Quindi 9 appuntamenti in villa e la chiusura di questo primo ciclo per l'appunto sul Canal Grande. Te l'ho chiesto prima fuori onda, la responsabilità del lascito, cioè quanto è fatica anche per chi eredita una villa così importante, poi gestirla, mantenerla e riuscite voi come associazione anche a dare una mano oppure a mettere in contatto con i vari enti che possono dare una mano per questo? Sì, naturalmente la nostra associazione ha come scopo quello di promuovere la conoscenza della cultura, della civiltà delle ville venete. Gestire una villa veneta è sicuramente molto impegnativo, anche da un punto di vista finanziario. Vengono svolte numerose attività nelle ville, però servono anche risorse economiche. Come associazione noi diamo anche un supporto tecnico, legale, giuridico. Abbiamo fra i nostri associati e collaboratori, oltre a me che svolgo la professione di avvocato, ma notai, architetti e commercialisti che appunto si mettono gratuitamente a disposizione dei nostri associati per assicurare un servizio nella ricerca delle soluzioni burocratiche che sono chiamate ad affrontare per reperire risorse. Però vedi, questo non è solo una questione di soldi, perché senza la passione che anima tutti i proprietari di villa, le ville sarebbero tutte in rovina. I proprietari e i gestori delle ville mettono risorse, tempo, ma soprattutto tanta passione. Prima giornata, quel primo incontro questo, e con Diego Crivellari, un altro grande personaggio del Polesine, appassionatissimo, tra l'altro presidente del CUR, e quindi buon lavoro. Grazie, abbiamo iniziato proprio con Diego Crivellari perché, come dicevi, è una personalità, ma soprattutto perché ha scritto un libro veramente interessantissimo che consiglio a tutti di acquistare e di leggere, Scrittori e mito nel delta del Po. Quindi parleremo proprio del nostro territorio, ecco perché la scelta di presentare questo libro in questa location a Kazan. Ricordo che proprio qui in questo luogo dove oggi sorge Kazan è partito il taglio di Porto Viro. Il delta del Po è nato esattamente dove si trova questa villa. All'epoca era un casone malipiero, poi diventata per passaggi ereditari una villa Kazan.